Benvenuti a tutti, ai coristi, ai nuovi che esordiscono in questo incontro di coralità, ma avremo modo di riepilogare il grandissimo programma di quest'anno proprio sul versante della coralità e della musica in generale. Io chiamerei subito l'assessore Alessandro Sorgia per un primo consuntivo. Accomodatevi pure per il momento, i coristi. Assessore, siamo quasi giunti al rush finale, no? Ma i consuntivi si possono già tirare. I consuntivi si tirano alla fine quando verrà sciolto il voto. Adesso a parte di tutto, è veramente un'emozione e sono molto contento, molto felice. Io chiederei di fare un grosso applauso al direttore artistico Ottavio Niedu, sempre veramente molto professionale. E come ho avuto modo di dire anche nei giorni scorsi, non ci fosse stato lui, probabilmente certe cose non si potrebbero realizzare. È un cammino di fede, un cammino di devozione. Tanti turisti sono stati presenti anche il giorno del 1° maggio, ci saranno anche oggi. Non disperdere, come ho sempre detto con Ottavio, il nostro patrimonio etnografico, le nostre tradizioni, la nostra cultura, il nostro patrimonio musicale. Anche oggi sarà una bella giornata, come tantissime belle giornate. Devo dire che anche le giornate in Piazza del Carmine sono state splendide. Per quanto ci riguarda, ci ha dato la possibilità anche di dimostrare che quando la piazza viene riappropriata dai cittadini, certe attività non ci sono più, e questo è stato per noi un motivo di orgoglio. Tantissima partecipazione, sono sicuro che vi piacerà anche il concerto di oggi, e poi aspetteremo il santo che passerà qua intorno alle 20 e 20:30 se non ci sono imprevisti. Grazie di tutto, buon Sant'Efisio e buon rientro anche del santo, tutti quanti insieme qua. Grazie. Grazie Assessore. Allora, credo che possiamo anche iniziare. Mi devo ricordare di guardare in camera. Allora, la nostra serata, il nostro programma, come ampiamente già reso noto, si svolge attraverso l'esibizione di 6 corali che provengono da varie parti della Sardegna, poi ve le elencherò in dettaglio. Allora, dicevo, Coro di Serri che si presenta per la prima volta a questa rassegna per Sant'Efisio, diretto dal direttore Massimo Azzori, presidente dell'associazione Giorgio Manca. Ci presentano 3 brani, uno Cara e Luna di Paolo Pillonca, giornalista, scrittore, Canzoni in Naramida, una poesia di Benvenuto Lobina, poeta epico-lirico, e poi un terzo brano che è l'Ave Maria in sardo scusate, è un'Ave Maria in sardo scritta da un poeta di San Basilio. E niente, è famosa perché è andata spesso diciamo sui social, cantata da un ragazzo che purtroppo è scomparso in un incidente stradale e noi gliela vogliamo dedicare. Grazie. Grazie. Quindi Coro di Serri, diretto dal maestro Massimo Azzori. Grazie.
Ringraziamo Voci Musica di Serri, diretto dal maestro Massimo Azzori. Scusatemi per... Allora, abbiamo avuto questa prima esibizione che ci ha proposto dei brani molto interessanti, devo dire. Come dirò tra un po', c'è quella ricerca di nuova musicalità nella musica sarda che molti cori, soprattutto di recente generazione, stanno praticando in maniera molto interessante. Abbiamo un secondo coro, che è il coro Terramea di Cagliari, diretto dal maestro Tobia Tuveri, che inviterei a prendere posizione. Ecco, la caratteristica di questo coro è che è costituito in gran parte da studenti universitari e opera proprio all'interno dell'università. Un coro numerosissimo, il maestro Tobia, ecco, alle mie spalle. Anche da loro ascoltiamo due brani principali, esattamente Babbu Nostru, testo di Don Giovanni Capiddu, musica di Salvatore Nuvoli, Ave Maria Algherese di Mario Salvietti e Isabella Montanari. Poi credo che abbiate preparato anche un terzo brano? Sì, ok. Coro Terramea di Cagliari. O Babbu sovrano
Grazie al coro Terra Mea di Cagliari, diretto dal maestro Tobia Tuveri. Bene, volevo sottolineare un aspetto. Questi incontri corali che ormai si succedono da anni per quanto riguarda la fase di rientro di Sant'Efisio vogliono offrire uno spaccato appunto della coralità sarda, che è particolarmente nutrita e numerosa. Tuttavia queste loro esibizioni, questo incontro confronto è la premessa per poter poi questi cori proseguire nei loro canti in attesa di Sant'Efisio in varie postazioni del percorso. Posso riassumerle brevemente. Qui avremo un primo coro all'angolo qui del palazzo dove ci troviamo, un altro coro si troverà in Piazza del Carmine di fronte alla sede del TAR e poi a seguire lungo il percorso di Via Sassari verso il corso Vittorio Emanuele, un altro coro all'angolo di Piazza Ienne e ancora un altro nelle scalette di Sant'Anna, della chiesa di Sant'Anna, e infine il coro Carrales che si troverà appunto nella piazzetta di Sant'Efisio. Per cui potrete continuare a usufruire di questi canti in queste postazioni qui, di questi cori. È venuto il momento di un coro che ormai è veterano di questo nostro incontro, il Kellarios. Scusate. Ecco, ho in scaletta Kellarios di Selargius, un coro, ripeto, che è ormai un veterano della nostra rassegna, coro misto diretto da Valeria Busu, e in quanto coro di Selargius
e si distingue annualmente in occasione dell'antico sposalizio selargino con Sagantada dei Spicciocas, Serenata delle ragazze, nelle case tradizionali del centro storico di Selargius. È un coro appunto che vanta un certo prestigio di partecipazioni. La nostra direttrice Valeria Busu, ci presentano Fontana Cristallina, Santu, canto di Tonino Puddu su testo in sardo del tradizionale santo liturgico, e Tresas Rosas de Ouro, terzo canto. Coro Kellarios di Selargius.
Credevo stessimo andando veloci, in effetti la mia scaletta è perfettamente rispettata. Alle 18:45 avevo detto al coro Carrales, che chiamerò adesso, anzi li invito a prendere posizione, coro Carrales di Cagliari, anche loro veterani di questa rassegna, coro rigorosamente di studenti, credo ancora, più o meno, diretti da Giuseppe Altea, che quest'anno si è un po' prodigato anche in un altro ruolo di direzione della sfilata. Giuseppe, noi dobbiamo fare 2 chiacchiere, ma le facciamo dopo i primi 2 brani. Il coro Carrales, ecco, ripeto, è costituito prevalentemente da studenti o ex studenti universitari, anche loro spaziano molto su classici brani della musicalità sarda, anche se grazie all'impegno di Giuseppe Altea molte sonorità sono ricavate da studi diciamo nuovi. Dopo i primi 2 brani, che sono Salenu e Subentu, testo di Pietro Pala, e A parte zero, testo di Michele Pio, tutti armonizzati, le musiche di Giuseppe Altea, eccolo al mio fianco, faremo una piccola chiacchierata con lui per parlare brevissimamente di coralità in Sardegna, sui contenuti della sua tesi di laurea, che sicuramente sarà interessante. Quindi
il coro Carrales di Cagliari diretto da Giuseppe Altea. Asperca su veneno, ascolta su murmutto de su vento. Tu eses que sereno aleno, y mogue di licusas fosas, que si vorta te muy in forza, unda sanu ese torra sereno, s'anima con si pensa nati
Bene. Hai visto che ci siamo riusciti, eh? Mi dai? Sì, grazie. Allora, io vorrei chiederti due considerazioni sulla coralità in Sardegna, in relazione anche a quello che tu hai preparato come tesi di laurea, quindi la molteplicità di espressioni della coralità sarda. 2 parole. Buonasera a tutti intanto. È un discorso molto vasto. Generalmente possiamo dire che la coralità intesa come appunto coro, in questo caso maschile, nasce a Nuoro nei primi anni del Novecento, 1950, come una vocalità molto particolare. Prima si cantava solo a tenore, si cantava in 4 in una maniera diversa. I primi cori nascono appunto nella gioia di ritrovarsi insieme appunto a Nuoro. Da lì poi la vocalità, la coralità si è estesa un po' in tutta la Sardegna. La maggior parte dei cori che noi conosciamo di questo stampo, anche di quelli che ci sono stasera, provengono appunto da quel genere di coralità che alla fine si è diffuso appunto in tutta la Sardegna, che sia il Capitano, che sia meno del Sassarese che noristanese. Abbiamo quindi un genere che è diventato quasi un patrimonio di tutti, o almeno dal quale si sono sviluppati tanti altri cori, sempre che fanno riferimento a quella che viene chiamata appunto scuola nuorese. Tra l'altro quest'anno appunto tra gli eventi collaterali è stata organizzata questa bellissima rassegna completa sulla musica della Sardegna che ha dato un quadro completo di tutte queste espressioni. Ecco, quanto ha influito sulla tua formazione musicale e anche sulle tue composizioni questa tradizione? Devo dire moltissimo, nel senso che io mi sono avvicinato a questo genere di coralità, di vocalità tanti anni fa nel coro Terramea, e dove prevalentemente cantavamo appunto le canzoni di Tonino Puddu e tante altre cose. Poi anche successivamente diciamo che mi ha dato un'impronta molto importante. Poi il mio genere si è un po' discostato, nel senso che per natura il coro Carrales canta tutto quello che gli salta in mente, nel senso che a prescindere dalle mie composizioni, che spesso e volentieri sono anche molto lontane da quelli che sono quei suoni o quegli accordi, ma perché non ci pregiudichiamo niente. Però devo dire assolutamente è stato per me qualcosa di fondamentale, senza la quale io non avrei forse fatto niente. Bene, io so che voi tenete particolarmente a cantare 2 strofe dei Gocius come tradizionalmente, quindi le affidiamo a voi queste 2 strofe. Grazie a tutti. Gocius di Sant'Efisio.
Grazie al coro Carrales di Cagliari, diretto da Giuseppe Altea. Bene, è giunto il momento del coro Sarrodia di Sinnai, diretto da Maurizio Boassa. Coro maschile interamente, che ci presenta Savesta di Ignazio Capai, musica e armonizzazione di Maurizio Boassa, preghiera, testo e musica di Achinu Congia, e il terzo brano che so che avete deciso adesso. Chi me lo dice? Maurizio. Ah, è il Gocius. Ok, non ce l'ho. Ok, allora fate Gocius. Bene, anche un'altra esecuzione di Gocius e poi a seguire Savesta e preghiera. Perfetto, grazie.
Ok, bene, grazie Sarrodia.
giunto il momento del coro folcloristico di San Luri, che inviterei a prendere posizione. Coro misto diretto dal direttore Antonio Pittau, che non c'è? Ah, bene. Quindi vi autodirigente. Benissimo, bravissimi. Allora, il coro di San Luri ci fa ascoltare Celeste Tesoro di Dionigio Burranca, Dolores de Maria Vergini Gocius. E avete un terzo brano anche? Celeste Tesoro e Dolore di Maria Vergine. Ok, sì. Benissimo. Posto? Bene, coro polifonico folcloristico di San Luri.
Bene, coro folcloristico di San Luri, grazie anche a voi, così come ringrazio tutti gli altri cori. Abbiamo ancora qualche minuto ed è importante, vorrei dedicarlo a sottolineare appunto una circostanza di cui ho accennato già prima, ossia queste manifestazioni collaterali per la festa di Sant'Efisio dedicate a tutte le espressioni musicali della Sardegna. Però c'è stata un'altra particolarità eccezionale, oserei dire, quest'anno, ed è stata la partecipazione dei sindaci, di numerosi sindaci alla sfilata, alla processione di Sant'Efisio. Io rinvito l'assessore Sorgia per sottolineare un po' questo aspetto. E tra l'altro vorrei creare una sorta di gemellaggio dovuto, poi vi spiego perché, anche con un altro rappresentante istituzionale che è il sindaco di Serri, che appunto abbiamo sentito poco fa il gruppo corale di Serri. Ti invito, prego Samuele, vieni. Assessore, 2 parole sulla partecipazione dei sindaci in questa circostanza. Sì, semplicemente colgo l'occasione per ringraziare il sindaco di Serri e tutti i sindaci, oltre 90 che hanno partecipato alla sfilata e noi abbiamo voluto ringraziare i sindaci che hanno accolto i cagliaritani. Questo anno ricorre l'80° dei bombardamenti su Cagliari. Molti centri, tra cui anche Serri, hanno accolto i nostri concittadini durante lo sfollamento. Questo è un ringraziamento e quindi cedo la parola al sindaco ringraziandolo per la gradita partecipazione insieme a tutti i suoi colleghi. Grazie Assessore. È stato motivo di grande emozione per me, ma penso e credo, anzi lo do per certo, da parte di tutti i sindaci che abbiamo partecipato alla processione in onore di Sant'Efisio a rappresentare le nostre comunità che 80 anni fa accolsero tra le famiglie gli sfollati di Cagliari e del territorio. Quindi davvero grazie per il coinvolgimento. Oltretutto a Serri abbiamo anche realizzato un murales che ricorda proprio l'accoglienza delle famiglie con gli sfollati. Quindi davvero grazie di cuore per il coinvolgimento e anche grazie per aver invitato il coro Voci Musica di Serri che contribuisce a diffondere le tradizioni nella musica e nel canto di Serri e del nostro territorio. Grazie e a Trusannus. Grazie. Assessore, un ultimo doveroso ringraziamento al grande esercito che lei sa di cui parlo. Sì, la macchina organizzativa è chiaramente formata da tantissime persone. Quando si arriva a un grosso risultato è veramente da tantissima partecipazione, tutto sta andando per il verso giusto e grazie anche a tanti volontari, a tante associazioni e le tante persone che con spirito veramente di grande passione e gratuitamente hanno voluto dare il loro servizio e il loro contributo. Questo è il mio ringraziamento, ma sono sicuro vi unite anche voi un grande applauso a tutti questi volontari che veramente hanno fatto grande questa festa. Grazie, io doverosamente ho invitato ancora una volta il coro di Serri per un motivo. Siccome abbiamo dovuto fare un'inversione obbligata di scaletta, purtroppo sia il sindaco che anche l'assessore Porcedda non hanno potuto assistere, quindi gli devo questa diciamo, conclusione. Che ci vuoi dire, che cosa ci fate? Niente, ti ringraziamo tantissimo. Sicuramente ringraziamo oltre ai presenti tutti gli altri cori che ci hanno preceduto per la grande serata. Vogliamo fare un omaggio a Serri in particolare e al territorio, perché comunque il nostro coro, come ben sai, è un coro che non appartiene solo come coristi al paese di Serri, bensì sono parecchi paesi rappresentati in tutto il Sarcidano. Però la canzone è proprio la canzone a cui il sindaco tiene tantissimo, perché racconta la storia di Serri. Serri che in antichità si chiamava Abbiora.
Quindi noi abbiamo raccolto le notizie della nostra storia, il nostro maestro le ha messe in musica e vogliamo raccontare proprio in 3 minuti la storia del nostro paese. Grazie a tutti. Bene, con questo io anticipo il saluto, vi ringrazio per la partecipazione, un doveroso ringraziamento per la pazienza ai tecnici audio Massimiliano e Francesco, il tecnico video Alessio, e a tutti voi un proseguo di serata appunto nelle postazioni dei cori qualora vogliate ancora ascoltarli, e comunque un ringraziamento per la vostra partecipazione. Grazie tante, arrivederci. Oh vita mia stimata, se sta storia, se testimonia delle più lontano, con suragi de Santa Vittoria, tu sei regina del Susarcilano, tu sei regina del Susarcilano, tu sei regina del Susarcilano, dilili bom bimba, dilili bom bimba, dilili bom bimba, e con Saviera de Santa Lucia, sa tradizione in coro tramandaus, tu sei simparo dessa villa mia, viora della nostra villa daus, viora della nostra villa daus, viora della nostra villa daus, bim bom ba, bim bom bim bom, bim bom bim bom. De sue tu sei saniniata, in poesia di cantus amori, o vita amata di zio de pilori, e canto in coro questa serenata, o vita amata di zio de pilori, e canto in coro questa serenata, e canto in coro questa serenata, su gregani more bimba, e su cantare more bimba, o vaschicella o via santa, in tradizioni sa canzone è posta, o vaschicella o vocita santa, in tradizioni sa canzone è posta, bim bom bombolo, bim bombolo, e la le lara, bim bom bombolo, bim bombolo, e la le la, hey, bombori bom bombero, bombori bom bombero, bombori bom ba, bombori bom bombero, bombori bom bombero, bombori bom
Cidano, dilili bom bim ba, dilili bom bim ba, dilili bom bim ba. E con Saviera de Santa Lucia, sa tradizione in coro tramandaus, tu sei simparo dessa vida mia, di ora della nostra dillo daus, di ora della nostra dillo daus, di ora della nostra dillo daus.